Edizione 2014 per quanto riguarda la festa di Luigi e Lucina, anche quest'anno Aris è il capoluogo, il centro dove praticamente si è svolta ufficialmente questa festa e insomma a forza di dai e dai a Verona si dice la leggenda, ma qui è la storia. Sì, beh, insomma, questo è un po' quello che in questi anni, insieme a voi, tra l'altro ospiti di questa fantastica trasmissione che ci state accompagnando in questo periodo, appunto, stiamo portando avanti. È la storia vera di Lucina Luigi. Oggi è il 14 febbraio e ormai è questa la quarta edizione di questa manifestazione. Tra l'altro la Proloco vuole dare, come dicevo prima durante la serata, una chiave un po' culturale, no, a questa festa. È una Il festa, famoso know-how. esatto, è una festa principalmente economica e sappiamo benissimo insomma, che è una festa così che lascia il tempo che trova, no, per gli storici. Noi approfittiamo del fatto che Lucina era di Aris, ormai l'abbiamo detto e lo diciamo con una certa certezza, e Luigi è venuto proprio qui ad Aris, quindi loro due sono i due innamorati più famosi al mondo. La Proloco di Aris cosa fa? Unisce e quindi parte da questo dato di fatto e in queste serate proponiamo una chiave di lettura diversa, come quella di quest'anno, che abbiamo voluto parlare dell'amore universale, cioè l'amore che parla di due innamorati, ma che non sono necessariamente un uomo e una donna, ma può essere l'amore per un figlio, può essere l'amore che un animale dà a una persona e la persona al suo tempo dà l'amore all'animale stesso, l'amore per le proprie tradizioni e per il proprio territorio, l'amore imprescindibile di una donna nei confronti di suo marito defunto, eccetera. Insomma, ancora una volta l'abbiamo sottolineato l'importanza, no? La storia, far conoscere bene quelle che sono le tradizioni popolari e non. Sì, la storia deve essere un po' il filo conduttore di tutte queste nostre manifestazioni. Come diciamo sempre ormai è il nostro cavallo di battaglia, a Verona vogliamo che rimanga il mito, qui in Friuli lasciateci almeno un briciolo di storia che è la storia vera di questi due innamorati. E poi soprattutto tante novità. Novità, sì, ormai sai che la Proloco non si ferma mai, questa ormai è già la seconda iniziativa del nuovo comune di Riviano Teor, stiamo preparando in questa sala la festa di Carnevale, per la prima volta quest'anno facciamo anche quella, Saremo presenti anche noi. benissimo, insomma ormai non potete mancare. Diciamo anche quando. Sabato 22 febbraio, quindi sabato prossimo, sabato 22 febbraio, dal pomeriggio ci sarà un'iniziativa volta ai bambini delle elementari e degli asili, quindi con la festa mascherata e animazione a cura del gruppo giovani del comune di Riviano Teor, e poi la sera un DJ, musica, danze mascherate, insomma chi più ne ha chi ne metta. Insomma è un esperimento, la Saremo prima... tutti mascherati. Beh, Omar, io ti voglio assolutamente mascherato. Saranno poi problemi tuoi, comunque io sarò mascherato. Che noi ti aspettiamo a braccia aperte come sempre. Sandro Zoccolan è il presidente del Proloco di Aris, ancora una volta l'abbiamo sottolineato prima anche con il vostro direttivo, in particolare con Tonizzo, grande successo. Sì, siamo contenti, stiamo lavorando piano piano, anno per anno, quindi il pubblico sta affluendo e vediamo il pubblico che è contento di quello che facciamo. Soprattutto dovevamo risottolinearlo per l'ennesima volta, ma è giusto dirlo, a Verona resta il mito, la storia reale si è svolta qui. Certamente, noi non vogliamo rubare il mito a Verona, però vogliamo far capire la nostra storia, vogliamo parlare della nostra storia, delle nostre tradizioni. Se Lucina ha vissuto ad Aris, la storia è di qua, è giusto che la gente lo sappia. Una volta non c'era il copyright, dunque di conseguenza si poteva anche trovare location diverse, magari più papabili. Esatto, sicuramente a Verona c'è un giro di gente che è molto più importante di Aris. Ecco. Ma Aris è piccola ma bella, Sì, ultimamente anche bagnata, in particolare. in No? particolare, sì. Stasera, per esempio, la manifestazione dovevamo farla davanti alla villa, nei giardini all'italiana, però purtroppo per il tempo siamo stati costretti. Anche per un discorso di sicurezza nei confronti del pubblico. No? Esatto, appunto, ci ha ospitato in chiesa Don Adolfo. Senti, il prossimo weekend, per chi ci ascolta, proprio a breve ci sarà la festa di Carnevale, Tonizzo ha sottolineato, la mattina, anzi pomeriggio i bambini, poi la sera over. Sì, quest'anno abbiamo deciso così all'ultimo momento di fare qualcosa per Carnevale e adesso vediamo sabato, grazie anche al gruppo giovani che ci darà una mano per
mantenere i coordinare, bambini, no? per coordinare i bambini. Senti, approfittiamo per invitare un po' non solo quelli della zona, di Rivignano, di Teor, di Pocenia, insomma, a partecipare, no, a questo evento. Sì, chi vuole partecipare l'ingresso è gratuito, proviamo la prima volta e quindi benvenuti a tutti. E poi quando si dice è Rive di Rivegno, no? Ma vediamo come andrà la serata, ci sarà la musica, ci sarà il Mi GD. dicono che c'è l'ospite a sorpresa, la nutria. No, È un tormentone, no? perché dobbiamo stare attenti anche con gli animalisti qua. No, ma poi è un tormentone, no? La famosa nutria di Aris è come i carui a Manzano. Sì, sì, ci stanno pressando queste nutrie. Abbiamo anche i cormorani, non solo le nutrie. Ci stanno guardando? Eh, I cormorani ci stanno. ma ci sono qua nello Stella a 2 passi e ci stanno mangiando. Saranno invitati anche loro. Sì, sì. Bene, complimenti e auguri di nuovo. Grazie. Bene, complimenti. Siamo all'interno del Morarat, dove si sta svolgendo un aperitivo molto particolare in vista della ripresa del campionato di calcio. Come potete vedere c'è il presidente Paroni del Rivignano Calcio e a fianco a me c'è invece il presidente del Teor. E il prossimo anno qualcuno vocifera di un derby stracomunale. Allora, diciamoci la verità, questo Teor sta togliendo tante soddisfazioni ai suoi tifosi. Sì, in effetti all'inizio del campionato non si pensava di fare una squadra per raggiungere una salvezza tranquilla. Siamo andati oltre ogni previsione, se la giochiamo domenica per domenica e niente. Sì, non pensiamo né a promozioni, pensiamo solo a divertirci da adesso in poi. La particolarità della nostra squadra è che senza ombra di dubbio, perché la società anche, sì, ma da sempre. Il resto della società adesso viene un po', diciamo, a mancare perché per certe cose non siamo più, parlo più che altro personalmente, non siamo più vicino alla squadra, però loro stanno facendo veramente il calcio come andrebbe fatto negli... Esatto. Senta, cosa vuol dire fare presidente e dirigente? Questi tempi moderni dove il calcio, no? Vuol dire che devi avere una passione fuori da ogni logica. Forse ci sono più rischi che soddisfazioni. Poi, comunque lei è sempre la persona criticata, no? No, da noi no, a Teor queste cose. Perché vista la sua stazza mi pare che non si può scherzare. Che fisico, eh? Il suo biglietto da visita? No, niente, noi non è che abbiamo grandi problemi, prendiamo quello che viene, ci stiamo divertendo e i ragazzi ci hanno messo molto del suo. Perfetto, auguri e complimenti. Presidente, invece dall'alto della tua posizione in eccellenza, è bravo sto presidente. Stanno facendo delle cose, si sa, sono secondi in classifica, loro si nascondono, però è già qualche anno che puntano, è normale che sia questa ambizione. Questo derby ci sarà? Pensiamo che ci sia anche questo derby, perché noi dobbiamo retrocedere però. Il calcio dilettanti è anche questo, quello vero e non quello di facciata, come forse a volte anche la federazione locale ci vuol far passare, ma noi siamo l'alternativa. Grazie ancora.